Per il canale Telegram Audio Racconti, L'anello magico, racconti brevi, pensieri minimi, di Davide Sacco, pubblicato nel 2021 da Berica Editrice, narrato da Marcellino Cino Vicari. 7. Terrore a bordo. Prima parte. Lei lo sta insultando furiosamente. Dall'altra parte del telefono, e forse del pianeta, a giudicare dal tono acceso della donna, che pare lo faccia apposta per avere certezza d'essere udita, lui tace ed incassa. Del resto non ha grandi spazi per inserirsi nel monologo travolgente dal quale viene incalzato, sentendosi nell'ordine dare dell'inetto, del vigliacco, del cornuto e pure del finocchio. Passi per tutto, ortaggio compreso, ma che ti apostrofi come cornuto proprio mentre ti sta mollando deve far male parecchio. Niente di nuovo sotto il sole fin qui, se non fosse che la cerimonia di burrascoso addio si sta celebrando a bordo dell'aeroplano di Alitalia in attesa del decollo dalla pista di Fiumicino, direzione Cagliari. Sono bloccato al mio posto tra l'oblò e la Valchiria dall'accento isolano che mi ritrovo seduta accanto e non accenna a smettere di omaggiare il probabile ormai ex compagno da quando ancora sull'autobus che ci ha portato dalla sala d'imbarco fin sotto l'aeromobile ha iniziato a malmenarlo a distanza. Solo per un attimo la sento azzittirsi, un po' forse per l'esigenza di rifiatare e in parte pure per merito di lui che immagino sia riuscito in un impeto d'orgoglio a tirar fuori gli artigli dalle mutande ed abbozzare un tentativo di replica. Ma dura giusto qualche istante, il tempo appena che l'avvenente signorina ingrani di nuovo la quinta e riparta quasi più feroce di prima. «Allora sei proprio uno stronzo!» Gli regala d'un fiato mentre la hostess si affaccia discreta facendole segno che siamo prossimi al decollo ed occorre riattaccare. Ignorata dalla iena urlante, l'assistente di volo accenna a me di raccomandare alla mia vicina di allacciare la cintura di sicurezza e chiudere l'amabile conversazione col suo Romeo, o quel che di lui e del suo padiglione auricolare ancora forse resta. Io? Nemmeno per sogno. Non voglio rischiare che il mastino mi si attacchi alla giugulare durante questa poetica alba capitolina, con il sole che dietro la torre di controllo sta cominciando ad assumere gli stessi colori da palle infuocata che già da diversi minuti dipingono il volto invasato della compagna di viaggio appiccicatemi in sorte da un destino beffardo. «E allora, Walter», prosegue, «sai che ti dico? Che tu e quella zoccola di Stefania...» Riesce per miracolo a trattenersi e riattacca sdegnata. Scaraventa con foga il palmare in borsa e ripete in rapida sequenza un «idiota, idiota, idiota», che le serve evidentemente a fissarsi meglio in testa i concetti. Fine della telefonata, fine di un amore, fine anche della storia. Ma che? È proprio in quell'istante che la fanciulla rientra in sé, senz'altro realizzando di aver intorno mezzo aereo origliante e forse equamente spartito tra tifosi e detrattori. Io fatico a schierarmi, un po' per sacrosanto terrore di beccarmi quelle ultime 4 parolacce che magari si sarà dimenticata di regalare al suo uomo, ma di sicuro ancora avrà in canna, o un po' perché mi sa di aver perso il filo, convinto come sono che di certo avrà pure lei le proprie buone ragioni se ha optato per disintegrare un povero Cristo direttamente dalla pista di un aeroporto. Originale questo addio, le va dato atto. Ma perché? Che senso ha? Mi distoglie lei dalle mie improbabili elucubrazioni mattutine e lo fa con una grazia che mi disorienta. Ha appena svuotato contro il proprio ex un revolver caricato ad improperi e già è riuscita a buttarsi tutto alle spalle. Mi rivolge la parola come se nulla fosse accaduto. Mi domanda, visto che prima era distratta, se il comandante, tra le varie informazioni di rito impartite, abbia come prassi comunicato anche le condizioni del meteo che ci attende a Cagliari. «Borrasca!» certifico con quell'unica parola chirurgica che, dato il contesto, mi pare perfetta. La giovane signora coglie l'ironia e chiosa di fino.
Già, dopo le turbolenze, un esemplare sconosciuto, indecifrabile. Non avessi assistito alla sceneggiata appena andata in archivio, non crederei alla metamorfosi. Fenomenali le donne. Poi dicono che siamo noi uomini a non capirle. Riprende. Scusi, sa, ma quello è proprio un idiota. Sì, mi pareva d'averlo intuito. Sarei anche curioso di domandarle di più, ma sono frenato dal pensiero che ricomincino le giaculatorie. Il silenzio improvviso un tantino però mi imbarazza. Devo dire qualcosa. La prima roba che mi viene in mente non importa. Mi esce a malapena un terrificante «La quiete dopo la tempesta». La quiete dopo la tempesta. Soluzione geniale. Ma posso essere più bestia di così? Sì, si può, visto che nel mio tentativo goffo di trovare un diversivo riesco solo a tirar fuori dalla 24 ore il più inadeguato libro che mi potesse capitare a tiro mentre uscivo di fretta da casa. Proprio Guerra e Pace dovevo ritrovarmi tra le mani. Non mi sta provocando, vero? Mi butta lì sbirciando la copertina, ma per fortuna pure accompagnando la domanda con un mezzo sorriso che decido di considerare rilassato. Da come accavalla le gambe fasciate e un tubino di pelle, direi che a provocarmi potrebbe essere lei, ma mi guardo bene dal farglielo notare. Non vorrei mai fare la fine del poveretto tramortito d'invettive fino a 2 minuti fa. Cado nel tranello di riprendere a pensare e mi dico che forse, vestita così, potrebbe anche esercitare l'attività delle libere professioniste più antiche e che forse solo oggi, per la prima volta, ha provato a reagire trovando la forza disperata di ribellarsi al magnaccia che da troppo tempo la sfrutta. Messa così, mi suscita quasi tenerezza. In effetti, ora che mi concentro, avverto che è addirittura fin troppo profumata. Una fragranza dolce, ma inadeguatamente carica, esagerata al mio naso, un effluvio sensuale, ma artefatto un po'... Insomma, cioè... abbastanza peripatetico. Pericolosa questa moda di appiccicare etichette, ma non mi sovviene altra evocazione. Cerco di recuperare, le chiedo se sia tutto a posto. Sospira. Mi restituisce un sorriso di inaspettato candore. L'immagine della donna sicura ed un po' volgare scolora in tratti finalmente più sereni. Quello mi ha rovinato la vita. E di quell'altra non mi faccia dire. Immagino di star cominciando a capire. Walter l'ha mollata per Stefania e lei non l'ha presa bene. Lui non è dunque Finocchio, mentre la terza incomoda è solo la classica frantuma famiglie. Mi sarei oggettivamente aspettato un finale un po' meno prevedibile. E invece non ho fatto bene i conti, perché dovrei rammentare che quella che si sta chiudendo è la mia settimana degli equivoci, iniziata con la patente di vegano per caso che mi hanno appiccicato addosso in autogrill qualche giorno fa e destinata a terminare con questo curioso incontro con una storia di solo apparentemente scontato ménage à trois. Passano infatti pochi secondi e mi sento raccontare l'altra verità. Mi fa: da questo momento sono con il culo per terra. Vorrei istintivamente replicarle: cerchi di rialzarlo in fretta perché comunque merita. Ma ricaccio indietro il pensiero sincero prima che diventi voce. Mi ostino a darmi un contegno mentre lei prende a mettere in fila parole ordinate e finalmente più urbane. Fino all'altro giorno gestivamo insieme una profumeria, io e Walter. Eravamo amici da una vita e da qualche anno soci in affari. Stefania, che ci faceva da commessa, mercoledì sera ha dimenticato accese sul bancone 2 candele aromatiche. È uscita senza accorgersi di star chiudendo dentro il gatto, che secondo le ricostruzioni dei pompieri deve essere saltato sopra il bancone rovesciando le candele. In un attimo la carta da regalo ha preso fuoco e le fiamme in 2 ore si sono divorate il negozio. È andato tutto in fumo, gatto compreso. Provo a scherzarci su, ma è dura.
Soprattutto ora che ho appena scoperto che Walter l'estate scorsa si era dimenticato di rinnovare l'assicurazione. Idiota, idiota, idiota! Le sorrido. Walter sarà pure un idiota. Ma anch'io in questo momento sarei in lizza per trionfare se esistesse mai un concorso per l'ebete del secolo. Non mi vedo e non so nulla del mio viso, ma avverto che l'espressione che mi si è adesso scolpita in faccia sbaraglierebbe ogni concorrenza. Motori al massimo, rullaggio e decollo. L'aereo si stacca dal suolo mentre io vorrei accostarmi di più alla biondona, ma senza strani pensieri, se non quello di scusarmi per il mio distorto elucubrare di prima. Sopra il Tirreno sbircio di fuori ed annego per un paio di minuti lo sguardo nel mare. Quando torno a girarmi verso di lei, la scopro con il capo reclinato e gli occhi chiusi. Assopita non riesce a controllare una piccola lacrima che come striscia di lumaca le riga appena la guancia sinistra. La preferisco così e così la ricorderò.